Ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Apriamo con la politica perché c'è anche la Lega tra i partiti che sosterranno Draghi nel suo incarico di formare un nuovo governo. Sulla decisione di Salvini di passare dall'opposizione appunto a partito di governo hanno pesato molto anche le pressioni che in tal senso sono arrivate dal Friuli Venezia Giulia e non solo dal presidente Fedriga ma anche dalle categorie economiche. Prima ancora che il capitano mettesse a fuoco l'obiettivo, più di qualcuno dell'entourage aveva indicato l'appoggio a Draghi come una scelta politicamente obbligata per la Lega. Un modo sicuro, probabilmente più sicuro in questo momento del ricorso alle elezioni, per tornare ad essere partito di governo. Tra i presidenti di regione del Carroccio, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia sono stati quelli che più convintamente sono andati in pressing sul loro leader. Lo hanno fatto dietro le quinte. Il governatore del Friuli Venezia Giulia è uscito, poi ero scoperto con un tweet del suo staff venerdì. Draghi è profilo rispettato a livello internazionale, in linea con l'appello del presidente Mattarella, c'era scritto. Sulla stessa linea di Giancarlo Giorgetti, che ha ottimi rapporti con il Friuli Venezia Giulia e con il presidente Fedriga e che oggi viene indicato come l'ispiratore della svolta di Matteo Salvini, passato dall'opposizione al sostegno al governo. Tattica, strategia, opportunità. Pensiamo ad esempio alle aspettative del Nord produttivo. Appena Mario Draghi è stato convocato al Colle dal Presidente della Repubblica Mattarella, le categorie economiche del Friuli Venezia Giulia si sono compattamente schierate a favore di un esecutivo nazionale guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea. Proprio dagli studi di Telefriuli, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo, ha lanciato un appello ai politici più influenti della regione, a partire da Fedriga, affinché trasmettessero alle segreterie romane dei rispettivi partiti il messaggio che l'economia vuole Draghi alla guida del paese. E la scorsa primavera, da Confindustria Udine, era partita la petizione online per Mario Draghi, presidente del Consiglio. Ma non è solo questo. In ballo, con l'appoggio all'ex governatore della BCE, c'è l'immagine stessa della Lega a livello internazionale e nell'affermazione di Salvini "non possiamo stare a guardare, dobbiamo esserci e gestire il recovery plan" sembra di cogliere uno spirito decisamente meno anti-europeista di quello manifestato fin qui. I numeri del Covid oggi in regione con 221 nuovi contagi su 3.803 tamponi molecolari eseguiti, la percentuale di positività è del 5,81%, del 7,17% per quanto riguarda i test rapidi antigenici con 64 casi su 893 test effettuati, 13 i decessi registrati, se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri in terapia intensiva restano stabili, 63 e calano quelli in altri reparti, che sono 521. Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte, poco dopo l'1:30, lungo la provinciale 62 in Borgo Ampiano. Siamo nel comune di Pinzano al Tagliamento per cause che dovranno essere accertate da parte dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo. Una vettura, una Fiat Punto, è finita fuori strada, un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. A bordo dell'auto c'erano 3 ragazzi tra i 18 e i 19 anni, tutti feriti in maniera grave, 2 trasportati in ambulanza all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Il terzo è stato trasportato in gravissime condizioni, in pericolo di vita, in codice rosso, sempre in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Giornata di pioggia, oggi sono stati diversi gli interventi per il maltempo e anche qualche disagio alla viabilità. Strade allagate, scantinati pieni d'acqua e torrenti esondati. E questo è il bilancio della giornata di maltempo che ha colpito la nostra regione, anticipata dall'allerta arancione emanata ieri dalla Protezione Civile. Situazione più grave a Borgo Isola di Montenars, dove alcune persone sono rimaste isolate in un agriturismo dopo l'esondazione di un rio ingrossato dalle piogge. Il problema è che l'agriturismo, ha spiegato il sindaco Sandruvi, si può raggiungere solo attraverso un guado allagato dalle forti piogge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la nostra squadra di protezione civile. Diversi, come detto, gli scantinati allagati nella zona pedemontana e collinare, in particolare a Tarcento, Buie, Maiano, Cassacco, Osoppo e Gemona. Disagi anche sulle strade della nostra regione. La statale 13 a Collalto si è allagata, comportando il rallentamento del traffico, mentre è stata chiusa la strada tra Maniago e Ponte Giulio. La strada statale 52 Biscarnica è stata chiusa in località Paluzza in entrambe le direzioni a causa di una piccola slavina che si è distaccata tra le due gallerie. Il personale ANAS è intervenuto sul posto e ha liberato la strada, e lo stesso è successo a Prato Carnico, in località Pesaris.
Comprano pesce fresco al supermercato e vanno in ospedale temendo una intossicazione. È successo a una coppia di fidanzati che hanno acquistato dalla rana pescatrice in un supermercato di Cervignano e che arrivati a casa hanno lavato e cucinato la pietanza servendola poi in tavola e solo dopo aver iniziato a mangiare si sono accorti di vermi vivi di colore rosso appunto nella pietanza. Pur in assenza di particolari sintomi ma preoccupati che potessero insorgere di lì a poco, sono andati in pronto soccorso a Palmanova dopo aver assunto un antiparassitario. Il fatto è stato portato a conoscenza dello studio legale di consulenza del lavoro Tutino, che ora assiste la coppia di fidanzati e che ha diffuso la notizia dopo aver contattato il NUE 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nel vedere i vermi la coppia ha pensato al parassita Anisakis. Al momento non si sarebbero manifestati i sintomi, ma lo studio Tutino provvederà a denuncia del fatto formalmente all'autorità giudiziaria per comprendere come sia potuto accadere un fatto del genere. E ora andiamo a Prosecco perché la scorsa notte prove per festeggiamenti del Carnevale sono diventati una festa con musica e baldoria e i rumori si sono sentiti tanto che qualche residente ha chiamato i carabinieri, una pattuglia della stazione di Prosecco è arrivata con altre da Auresina e Miramare, hanno trovato diverse auto posteggiate fuori da una sala, ma all'arrivo dei lampeggianti si sono spente improvvisamente le luci interne ed è calato il silenzio con i carabinieri che non hanno trovato risposta al bussare, ma hanno poi trovato nelle vie del borgo 4 giovani che risiedono lì e che si sono giustificati con una passeggiata sotto le stelle. Per loro sono scattate le sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Multe e chiusure di bar anche a Venzone e a Marano Lagunare. Questo è accaduto nel tardo pomeriggio e serata di ieri a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid. In entrambi i casi i cittadini hanno segnalato che c'erano ancora degli avventori, dei clienti ben dopo l'orario di chiusura e quindi sono stati chiusi i 2 locali e sanzionati i clienti che si trovavano all'interno, compreso il titolare. E nella giornata di ieri i carabinieri di Campoformido sono intervenuti a seguito di un principio di incendio in un'abitazione di un paese del Friuli Collinare. Intervenuti anche i vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta ferita, ma i militari dell'Arma hanno trovato nella stessa abitazione 4 piante di cannabis dell'altezza di circa 1 metro ed è scattata la perquisizione dell'abitazione personale. Sono stati rinvenuti 17 grammi di sostanza stupefacente di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a tutto il necessario per allestire una piccola serra per la coltivazione della sostanza stupefacente. L'uomo è stato denunciato per produzione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È incoraggiante e dà soddisfazione vedere il numero di volontari presenti nonostante l'emergenza sanitaria e la pioggia per pulire distanziati e in sicurezza il nostro mare attraverso la raccolta della plastica. Lo ha detto oggi l'assessore regionale Scocimaro che è intervenuto a Sistiana per partecipare all'iniziativa finanziata dalla Regione realizzata in collaborazione con il Comune di Duino Auresina nell'ambito del progetto Amare FVG. Nonostante il Covid e oggi nonostante il maltempo l'iniziativa va avanti, l'iniziativa pilota di Amare FVG, quindi di andare a splasticare il mare, è iniziata l'altro anno soltanto con il Comune di Trieste e poi tutti gli altri comuni costieri hanno aderito, adesso è un progetto di tutte le regioni e di tutto il nostro Golfo. Si inserisce nel progetto più ampio della nuova legge, ma messo anche finanziaria, risorse importanti per andare a dare non solo pulire il mare, che è importantissima appunto questa iniziativa, perché sapete che la plastica è veramente un problema enorme per tutti i mari del mondo, anche nel nostro piccolo del mare del Friuli Venezia Giulia, e quindi andiamo a dare incentivi in questo senso, incentivi per buttare via appunto le plastiche, incentivi anche ai pescatori che quando troveranno la plastica nel mare potranno essere degli spazzini del mare remunerati, quindi un'ulteriore risorsa in più. E poi la nuova legge della nostra regione rispetto all'ecologia e noi andremo a fare investimenti importanti, andremo a incentivare le persone che cominceranno a non utilizzare più la plastica e un'altra serie di iniziative che vanno nel senso di un'educazione ambientale che parte dai più piccoli per andare poi alle persone più adulte.
Seconda vittoria consecutiva per l'Udinese e quarto risultato utile consecutivo. Oggi al Friuli gli uomini di Gotti hanno battuto per 2-0 l'Hellas Verona, protagonista assoluto Deulofeu sia sul tiro, su cui è stata fatale al Verona la deviazione di Silvestri a rete, sia appunto sul gol che porta la sua firma al 90° e che sigla la vittoria per gli 8 punti conquistati nelle ultime 4 giornate. Sentiamo Gotti. Ha un primo tempo di marca quasi esclusivamente dell'Udinese, è coinciso un secondo tempo dove il Verona ha avuto un predominio. La grande differenza però fra le due parti che le ho appena detto è che insomma noi abbiamo avuto molte occasioni e secondo me siamo stati bravi a non concederle nel momento in cui il Verona ha avuto il sopravvento. Poi fortunatamente sul finale della partita le qualità di un nostro giocatore in particolare hanno fatto la differenza. Ovviamente Pereira era molto importante con le sue caratteristiche per come avevamo preparato la partita oggi e poi anche l'aspetto fisico, perché alcuni dei miei giocatori hanno pagato dazio all'inizio del secondo tempo, anche le sostituzioni che ha fatto il Verona. Poi ci siamo poi ci siamo secondo me definitivamente risistemati con le nostre piccole modifiche. Insomma, oggi questa cosa è riuscita bene, direi molto bene, per un tempo, contro una squadra che ha un modo di giocare molto preciso, che fa le due fasi in un modo molto diverso da quasi tutte le altre squadre della Serie A. Poi di volta in volta bisognerà vedere di riaggiustare le cose in relazione a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori a disposizione, che stanno meglio e che rispetto a il cambio fra Llorente e Lasagna li vedono quasi agli opposti. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.